Cari amici di Benfloretto, benvenuti. La nuova puntata di Non Sputancella che in faccia di torna vi parlerà oggi di le cartelline. Avete notato in televisione che Mario Monti, Matteo Renzi, Letta, Napolitano, ma la Russa, ma Berlusconi, ma poi i banchieri, Mario Draghi, Ciampi, tutti questi uomini politici e banchieri, quando si fanno vedere in TV, hanno sempre delle cartelline sotto il braccio con altri due o tre attorno, per cui non li puoi avvicinare, per cui loro hanno tanto da fare perché hanno i documenti nelle cartelline, hanno tutti questi fogli. Avete notato? Sì, l'avete notato sicuramente. Io ho notato che la stessa tecnica la usano, sapete chi? I borseggiatori sui pullman. I borseggiatori di pullman che fanno? Loro camminano con le cartelline e altri due o tre sicari attorno, poi vanno vicino alla vittima coperti con la cartellina e da quegli altri due o tre che stanno attorno infilano la mano nella tua tasca e si portano via il tuo portafogli. E quando poi tu te ne accorgi, purtroppo è troppo tardi. La stessa cosa avviene con questi signori. La tecnica è la stessa, con quella cartellina, con la bella presenza, con quella cosa, ci hanno sfilato i soldi dalle tasche di tutti gli italiani. Adesso lo vogliono fare con tutti gli europei e in tutto il mondo. Signori, i borseggiatori hanno cambiato tattica, hanno cambiato posto, dai pullman sono passati al governo. Non sputanciele, che faccio da torno. Ciao, chiudo.